Buongiorno, io sono Francesco, ho 20 anni e ho un cavallo. Buongiorno, io sono Diego e ho 21 anni. Ti chiamo il cavallo? Ronical, Che razza è? puro sangue inglese, Quanto è alto? 157. Quindi il tuo cavallo è molto più alto rispetto a questo. Sì. Sì, perché questo cavallo è alto 137 centimetri. Sì. Quindi questo cavallo ha un'altezza greve molto più bassa, molto più piccola rispetto al nostro cavallino che abbiamo, altro cavallino che abbiamo in maneggio. La copertura più piccola delle attuali sono tipiche dell'età medievale. Franci, tu ti senti cavaliere longobardo? Se i cavalieri longobardi amano i cavalli, sì. Cavaliere adulto armato sepolto con il suo cavallo. La sepoltura scalata sul versante della collina, rivenuta intatta, presentava all'imboccatura della fossa degli accumuli di piccole e medie dimensioni, conteneva i resti di un cavaliere di circa 17-25 anni con corredo d'armi e di un cavallo, l'uno deposto al di sopra con orientamento opposto. E poi la sepoltura era particolarmente ben protetta per portare alla luce lo scheletro del cavallo. Sono stati asportati due strati di lastre disposte. Guarda qui! Qua c'è il pommello di un frustino. Tu, quando cavalchi, Franci, usi il frustino? Sempre. Ora Vi salutiamo perché adesso andiamo a vedere altri oggetti misteriosi del museo. Arrivederci. Arrivederci. Bene, adesso vi salutiamo perché adesso andiamo a vedere, anzi diciamo così, a scoprire nuovi tesori del museo. E il più bel tesoro che abbiamo è qui. Ed è la direttrice del museo. Ciao, ciao, piacere.